Benvenute e benvenuti a Noi Chiesa. A Lavagna la città ha partecipato numerosa alla processione per la Madonna del Carmine, portata lungo le strade da decine di portatori. Anche quest'anno in molti hanno indossato il tradizionale scapolare, in questa occasione che concentra su di sé la storia di molte famiglie, di tutta la comunità, ma anche delle singole persone. La devozione alla Madonna del Carmine a Lavagna è personale ed è comunitaria. Ci sono entrambe le dimensioni in questo movimento, che nella sera della memoria liturgica dell'apparizione di Maria sul Monte Carmelo si è visto concretamente nel rito della processione, anticipato dal Vespro e presieduto dal Vescovo. La Madonna del Carmine si chiama così proprio perché è legata al Monte Carmelo, che è il monte di Elia, dove Elia si è ritirato per cercare Dio, per cercare il suo volto. E quindi la Madonna del Carmine ci richiama a questo grande primato della ricerca di Dio che dà senso, respiro, bellezza alla vita della comunità e alla vita della Chiesa. Quindi una ricerca che parte dall'Antico Testamento al Nuovo sino ad oggi. La presenza di Maria ci richiama a questa continuità di un Dio che cerca gli uomini fino alla pienezza dei tempi, quando Dio ha mandato il suo figlio e ha assunto carne umana, una visibilità, e quindi la ricerca ha assunto un volto, Dio che cerca l'uomo, non più l'uomo che cerca Dio, ma Dio che cerca l'uomo per farlo entrare nella sua comunione d'amore. È comunitaria perché scaturisce dalla storia della presenza carmelitana in città. Da quando i carmelitani hanno iniziato la loro attività nella nostra città, quindi stiamo parlando del 1600, dove hanno così assunto questa chiesa, hanno costruito il convento a fianco, hanno portato nella nostra città proprio uno stile di vita spirituale, hanno portato l'educazione alla preghiera, alla ricerca di Dio. È comunitaria perché è incarnata nella storia delle famiglie. Sì, il nonno Bartolomeo Ghisan, papà Nicola erano due grandi portatori di Cristo, sì, sicuramente. Che poi è la storia della nostra città, cioè siamo devoti alla nostra Madonna del Carmine e quindi alla storia della città. Ecco. Poi le famiglie confluiscono nella Madonna del Carmine. Sono arrivato per portare la Madonna da Los Angeles io. I miei sono nati qui vicino, in un paese sopra, Varese Ligure, e io ho un grandissimo amico qua da quando ho 14 anni, e allora ogni anno vengo e porto la Madonna. Una tradizione che soprattutto ci tengo molto perché posti dei miei nonni, allora le radici che abbiamo qua. Ho fatto l'asilo, la terza elementare qua, e è una vita che sì, vengo in zona, è uno dei miei migliori amici da infanzia, si dice infanzia. Ma è una devozione che ha anche una dimensione personale, radicata nei ricordi e soprattutto nel riferimento alto nelle tempeste dell'esistenza, perché la Madonna del Carmine a Lavagna è anche patrona della gente di mare e anche quest'anno ha salutato il mare come da tradizione. È la festa più sentita, è la festa più vera, è la festa dove ogni lavagnese si rispecchia, ogni lavagnese vuole partecipare perché la Madonna del Carmine rappresenta un punto di riferimento per tutti noi, per Lavagna, per quello che ha rappresentato nel suo passato, e quindi nessuno di noi vuole stare a casa in questa serata. Una dimensione personale testimoniata dallo scapolare portato in processione sulle spalle di chi ha condotto l'immagine di Maria lungo le strade, e forse c'è una storia dentro ciascuno di quegli scapolari.
Ora facciamo un passo indietro, ma restiamo a Lavagna per mostrarvi le immagini e le interviste che abbiamo realizzato in occasione della celebrazione della vigilia della festa di Nostra Signora del Carmine, la Santa Messa sul lungomare cittadino. In questa occasione c'è stato un gesto inedito, l'arrivo dell'immagine di Maria dal mare. Lavagna ha accolto l'immagine di Maria venerata sotto il titolo di Beata Vergine del Monte Carmelo. La Madonna del Carmine, Ucarmu, come si dice, è stata portata su una piccola imbarcazione nella spiaggia accanto all'ingresso della zona del porto. Da qui, accompagnata da un gruppo di giovani e dai brani intonati dal corpo bandistico lavagnese, ha attraversato il piazzale accanto alla linea ferroviaria. L'ha scortata al crocifisso della Confraternita della Santissima Trinità. Accompagnata sul lungomare, l'immagine è stata posta accanto al gozzo della compagnia Remiera Lavagnese, altare prescelto per la celebrazione eucaristica della vigilia della festa patronale. Maria è un dono per la nostra città e in particolare poi l'immagine di Maria è stata portata dai ragazzi delle nostre parrocchie, questo per dire che loro sono un po' il futuro. Maria arriva come un dono, ma anche i giovani sono un dono per la nostra città, perché sono coloro che portano nel cuore i sogni, i desideri che possono rinnovare e ringiovanire il cuore di una città. Una liturgia animata dalle parrocchie della città. La Madonna del Carmine, da sempre invocata dalla gente di mare, ha visitato Lavagna proprio arrivando dal luogo che per secoli è stato la ricchezza di questo paese, e non solo in termini economici, quanto per la sua storia, le sue radici e la sua cultura di comunità. Questa celebrazione qui in riva al mare a Lavagna è stato sicuramente un momento sentito, un'occasione per metterci sotto lo sguardo e la protezione di Maria, e anche in modo particolare per lasciarci guidare da quella immagine piccola, delicata della nuvoletta nel racconto, nella vicenda del profeta Elia, quella piccola nuvola che rappresenta il piccolo inizio di grandi benedizioni che Dio sempre dona a ciascuno di noi. Ecco, allora questo era anche un po' l'augurio per la città di Lavagna e per tutti noi che abbiamo celebrato Maria, che ecco, i piccoli inizi che il Signore mette nel nostro cammino possano continuare a portare grandi benedizioni. A conclusione dei festeggiamenti per Nostra Signora del Carmine a Lavagna, le comunità parrocchiali si sono ritrovate davanti all'ospedale per un momento di preghiera e di affidamento delle persone ammalate. Sono tante le persone sofferenti e ammalate che in questi giorni hanno chiesto ad amici e familiari di essere ricordate nella preghiera in occasione della festa patronale della città di Lavagna, la festa della Madonna del Carmine. Sono persone che soffrono e che riconoscono nella devozione a Maria la storia della trasmissione della fede nella propria famiglia. In questo luogo particolare, in questa casa particolare, di cura, dove tante persone chiedono la nostra preghiera, la nostra vicinanza, invocano Maria proprio per la loro salute e per i loro bisogni. Mi è sembrato un momento molto bello, molto significativo, diverse comunità, le diverse parrocchie di Lavagna si sono incontrate, questo è un po' un momento conclusivo anche delle celebrazioni della festa, proprio per pregare in questo luogo, in questa casa. È l'immagine di Maria, è Maria che si mette in cammino, va dalla cugina Elisabetta proprio nel momento del bisogno e della necessità. Ecco, abbiamo voluto rivivere questo momento di preghiera significativo che il Vangelo ci consegna proprio come meditazione per questo momento di festa, ma anche per la nostra vita e per quello che viviamo ogni giorno. La preghiera davanti all'immagine di Maria dinanzi all'ospedale di Lavagna è un momento semplice che ha coinvolto quest'anno anche i professionisti che prestano il loro servizio nell'azienda sanitaria. Anche quest'anno ci siamo visti in questo spazio, in questo luogo per noi molto significativo, per pregare la Madonna, e in questo
in questa festa anche così significativa per la nostra città, perché è la festa patronale di Santa Maria del Carmelo. Ecco, tutti gli anni è una grande emozione portare la preghiera davanti all'ospedale, che sì, per me è anche il luogo del lavoro, ma è un luogo importante di sofferenza, di cura, in cui ci si confronta con delle realtà molto importanti, ecco, e anche quest'anno devo dire è stato molto bello. Dei nostri ammalati che noi teniamo in cura sempre amorevolmente, tutti. Io sono il direttore qui della struttura di andrologia e calcolosi di urologia, ma tutti noi, ognuno dal più umile al più alto, non facciamo che il bene dei nostri pazienti. Ora andiamo a Sestri Levante, che si prepara a celebrare la festa della Madonna del Carmine. Domenica mattina alle 8:45 la Santa Messa presieduta dal Vescovo nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte sarà trasmessa in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12. In preparazione alla festa di Nostra Signora del Ponte ci sono stati diversi momenti significativi e uno in particolare ha riguardato gli anziani e gli ammalati che hanno preso parte alla celebrazione nella cappella dell'ospedale. La parrocchia, il cappellano dell'ospedale e i volontari hanno desiderato celebrare insieme l'Eucaristia nella cappella dell'ospedale di Sestri Levante con gli ammalati in occasione della festa della Madonna del Carmine celebrata nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte. Al termine sono stati benedetti e distribuiti gli scapolari, segno di affidamento alla Vergine, ed è stata pronunciata una particolare preghiera di ringraziamento anche per i volontari che si prendono cura delle persone ricoverate. Forse questo della Madonna del Carmelo c'entra col nostro modo di fare. Io dico la verità, il ritornello del salmo responsoriale, ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria, è un po' la mia preghiera preferita, quella che seguo di più, quella che consiglio, perché seguire Maria nel momento del dolore, ma nel dolore quando picchia proprio forte, non nelle cosette di tutti i giorni, quando il dolore si bussa alla tua porta. Seguire Maria, non dico che si risolve tutto, ma si riesce a trovare la forza per andare avanti. Senza di quella non c'è altra strada. Quindi la Madonna del Carmelo, che è qui di casa, perché a Santo Stefano, io ricordo quando facevo l'angioletto in processione, adesso ho 91 anni, quindi è stata la storia della mia vita. Non posso fare a meno in questo momento di pensare che è proprio quell'aiuto che serve ai nostri malati per trovare, e so che lo fa, so che non manca, bisogna però non avere paura. La paura è una di quelle cose che ci porta lontano da seguire Maria. Lei non ha avuto paura. Ci ha avuto suo figlio e l'ha seguito sulla croce. Erano presenti numerosi volontari AVO, alcuni hanno anni di esperienza alle spalle, altri sono entrati a far parte dell'associazione da pochi mesi. Sono contenta di farlo perché è un piccolo gesto che si può fare con gli ammalati e con chi sta peggio di noi, ti dà tanta soddisfazione e penso che per loro sia anche una grande cosa. Il nostro è un servizio che gratifica molto, è qualcosa di bello per gli ammalati che possono un po' passare qualche momento un po' più di tranquillità e non sempre parlando solo di malattie e si dà quindi un piccolo aiuto, ma è tanto quello che riceviamo noi passando da loro. Condividiamo un pezzettino della loro vita e ci resta sempre nel cuore. La celebrazione della messa è stata desiderata e organizzata dal Servizio di Pastorale della Salute e dalle parrocchie di Sestri come segno di vicinanza della Vergine ai sofferenti, in un tempo di preparazione alla festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Sabato nella chiesa di Santo Stefano del Ponte la messa sarà celebrata alle 7, alle 18 la celebrazione nella cappella dell'asilo. Sempre sabato alle 21 Don Luciano Smirni presiede il Vespro nel 50° anno di ordinazione sacerdotale.
sacerdotale. Domenica 20 luglio la prima messa sarà alle 7. Alle 8:45 la messa solenne presieduta dal Vescovo, che sarà trasmessa in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12. Si snoderà quindi la processione votiva penitenziale con l'immagine di Maria e i crocifissi della Confraternita del Carmine. La processione attraversa il centro, arriva a Santa Maria di Nazareth, dove viene celebrata la messa, quindi rientra nella pieve di Santo Stefano del Ponte. Domenica sera alle 21 in chiesa la preghiera di ringraziamento e la consegna dell'uva benedetta, un tempo per la comunità, un tempo per ritrovarsi nella gratitudine della festa e nelle relazioni fraterne. Sempre domenica sera alle 21:30 al concerto della Filarmonica di Sestri Levante e quindi i fuochi d'artificio. In occasione della festa della Madonna del Carmine, la parrocchia di San Martino di Caminata inaugurerà i lavori di restauro interni alla chiesa che era stata chiusa nel 2020. Iniziato con il rifacimento del pavimento, l'intervento ha compreso anche la sistemazione degli spazi interni, della volta, della navata e del presbiterio. Sabato 19 luglio alle 18:30 il Vescovo celebra la messa nella chiesetta restaurata. Seguirà un rinfresco, quindi alle 21 la commedia dialettale con i ruspanti. Domenica 20 luglio alle 19 la processione e a seguire la cena. La parrocchia della Santissima Concezione di Cavi Borgo celebra la festa dell'Immacolata. Sabato alle 10 la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori sul piazzale della chiesa. Domenica alle 10 la messa solenne e in serata alle 21 la processione. Venerdì e sabato sera i 2 appuntamenti con la Sagra del Borgo. Un evento articolato dunque che ha avuto quest'anno un prologo inedito. La festa dell'Immacolata è stata ideata ai primi del Novecento dall'allora parroco di Cavi Borgo Giuseppe Zerega. È una tradizione recente per una parrocchia antica nata nel 1797. Da allora è stata celebrata ogni anno in un paese piccolo che d'estate si anima, ma conserva un gruppo di famiglie che vivono a Cavi e che desiderano vedere il paese vivo tutto l'anno. Per questo i giovani hanno desiderato quest'anno vivere un momento di preghiera che introducesse i giorni della festa. Aperto dal gruppo degli sbandieratori e dei musici dei Sestieri di Lavagna e coronato da uno spettacolo pirotecnico inedito, questo momento di preparazione ha radunato centinaia di persone. Abbiamo fatto questa novità che non c'è mai stata qui nel borgo, questo spettacolo pirotecnico di fontane, e poi abbiamo avuto la collaborazione dei musici e degli sbandieratori della città di Lavagna, e quindi abbiamo creato, no, questo momento di festa di unione, no, per introdurre poi la settimana che verrà, ecco, compresa la Sagra del Borgo, e quindi poi è tutta una serie di appuntamenti che poi culmineranno con la processione di Maria Immacolata. La preghiera si è svolta davanti alla cappella di San Leonardo, patrono di Cavi, un piccolo edificio sacro costruito nel 1650 dalla famiglia Frugoni, e ha idealmente aperto la settimana dei festeggiamenti con le celebrazioni dedicate alla gente di mare e la preghiera in spiaggia e con le 2 serate della Sagra del Borgo. Tutto il ricavato delle iniziative va a sostegno della parrocchia della Santissima Concezione di Cavi, che deve continuare gli interventi di sistemazione della chiesa. È stato giusto un primo percorso, no, per anche richiamare tutti gli altri, e poi il fulcro, no, della festa è questa piazza alla fine, oltre poi la chiesa, dove poi faremo quindi, come dicevo prima, la sagra, e quindi è proprio con tutte queste luminarie sopra le nostre teste che ci accolgono. Ecco. Significativo questo movimento di persone che hanno scelto e voluto queste giornate dense di appuntamenti per il paese e per la comunità. C'è un po' un rinnovamento, una riscoperta delle tradizioni che si sono perse per vari motivi, e quindi è molto positivo. Il periodo è proprio giusto, perché poi l'abbiamo inserito tutta questa settimana, ovviamente la terza poi domenica di luglio, che è la festa patronale. C'è una comunità viva, unita, e possiamo finalmente fare delle cose importanti. Vedo che le persone l'apprezzano, si sta creando, come diceva Bruno, una comunità coesa. Fa famiglia, e questo è importante. Il giorno d'oggi specialmente si perde questo. E lo stare assieme, io ho parlato con tanta gente che non conoscevo, ma viene fuori, poi arriva il prete,
ascoltiamo cosa dice il prete, e la gente viene coinvolta, ha bisogno, probabilmente c'è un bisogno di fare comunione, e queste sono tutte occasioni. A Zoagli, nella parrocchia di San Giovanni Battista di Semorile, domenica alle 19 il vescovo celebra la messa in occasione della festa patronale di Nostra Signora del Carmine. A seguire la processione per le vie della parrocchia con la nuova piccola statua. In occasione della festa della Madonna del Carmine, la parrocchia di Nozzarego ha celebrato la messa presieduta dal vescovo sul sagrato del santuario, che è ancora chiuso dopo i danni subiti nel corso del terremoto del 2022. Ora però sembra esserci una importante opportunità per sostenere economicamente l'intervento di restauro. Il turismo può portare a riqualificazioni per speculazione, oppure può portare nuovi residenti che si inseriscono nella comunità, in un tessuto in cui le formazioni sociali resistono, in un territorio che ha storia, fede e tradizioni. Il Monte di Portofino vive questo percorso, sorge accanto a luoghi affollatissimi di visitatori, ma resta baluardo agricolo, roccaforte di sapienza contadina, scrigno di edifici storici e sacri che testimoniano una storia mai del tutto dimenticata. Le feste religiose sono emblema di questo, e lo è stata anche la celebrazione in occasione della festa della Madonna del Carmine al Santuario Mariano di Nozzarego. Siamo in un posto eccezionale, il Monte di Portofino, ovunque ti giri c'è la meraviglia di questo luogo, però il fatto di essere rimasto un gioiello, quest'angolo così integro e nello stesso tempo intatto, ecco, quindi non abbandonato, ci fa riflettere, cioè è possibile anche avere una tutela, una valorizzazione, anche mantenendo però quelle che sono le caratteristiche fondamentali. In questo caso l'unicità del luogo, che non è abbandono, non è essere diventato un luogo sconosciuto, ma anzi è al centro dell'attenzione. Quindi un luogo dove è ancora possibile fare comunità in qualche modo. Sì, questo è fondamentale per ogni luogo, ovviamente, e qui siamo di fronte a una chiesa e quindi una parrocchia è per definizione la comunità, l'ecclesia. Ecco, una cosa che ho apprezzato moltissimo è questa iniziativa del Papa che è tornato nella villa di Castel Gandolfo per riposare. Mi sembra un segnale da dare alle persone, bisogna fermarsi, bisogna riflettere a qualunque livello uno operi. L'ho conosciuta quando mi sono fidanzato 34 anni fa, perché mia moglie, la famiglia di mia moglie aveva una casa, una villa loro di famiglia qua vicino a Nozzarego, e poi ho iniziato a camminare sul monte. Mi sono innamorato di questa zona e ho avuto la fortuna di trovare una casa sopra Paraggi dove si arriva solo con l'ape. Appena posso vengo qui con la mia famiglia. Qui anche in luglio, agosto, quando Santa Margherita e Portofino sono prese d'assalto, c'è sempre la stessa pace, la stessa armonia della natura che domina e che rimane, come dire, incontaminata. È ancora possibile, secondo lei, fare comunità in un territorio come questo? Abbastanza, non è ovviamente scontato, però c'è un'associazione per il Monte di Portofino che ha delle buone iniziative, ha acquistato anni fa un terreno che è diventato un'area di sosta dove le persone possono fermarsi dopo una camminata e fare un picnic con dei tavoli di castagno, è molto ben tenuto. Un paio di volte all'anno abbiamo delle occasioni di incontro, una messa alla Cappella delle Gave, che è altrettanto gradevole come santuario qua, e una messa in questo terreno dove vengono, in occasione della festa di Sant'Isidoro, che è il protettore degli agricoltori, viene celebrata una messa. E poi c'è un momento di ristoro. Poi c'è l'eremo di Gnasca, che è stato, grazie appunto
appunto al contributo di una donazione fatta all'associazione è stato restaurato, che è anche un luogo di delizia. È la comunità che sostiene l'opera di ristrutturazione della chiesa di Nozzarego. Il santuario, chiuso dal settembre 2022 per i danni emersi dopo il terremoto, ha bisogno di un intervento molto costoso per mettere in sicurezza la volta, che è stata costruita con 2 modalità diverse. La parte anteriore, corrispondente al campanile, in pietra, la volta in mattoni nella sua parte alta e in canniccio nel corpo centrale della navata. Ciascuno di questi materiali ha comportamenti diversi se sollecitato. È un canniccio, tra l'altro, sospeso alla copertura tramite canne fluviali, cioè canne neanche di bambù, ma canne proprio quelle che si usano normalmente per altre cose ben diverse, e questo è estremamente quindi elastico e particolare. L'evento sismico ha fatto sì che questo movimento c'è stato appunto nella corrispondenza delle 2 congiunzioni cadute, ma potrebbero anche esserci stati dei rischi, c'è un altissimo rischio di distacco di quello che è il canniccio, e il canniccio non manda avvertimenti, schianta, e allora il lavoro è quello di ponteggiare, puntellare e prendere coscienza bene da vicino sia dell'intradosso sia che dell'estradosso della volta, e a quel punto fare tutto il lavoro di ricollegamento e assicurazione sull'estradosso della volta, tutta la parte centrale con la parte in pietra, con la parte in muratura, per poterla arrivare in fondo. Fondazione Compagnia di San Paolo valuterà nei prossimi mesi la possibilità di sostenere economicamente il progetto strutturale per il santuario, autorizzato dalla Soprintendenza il 15 giugno del 2023. Decisiva la campagna di raccolta fondi avviata nella primavera del 2025 per finanziare le reti anticaduta provvisorie e riaprire così la chiesa al culto. Ha dimostrato la partecipazione della comunità e quindi costituisce il presupposto di credibilità grazie a cui la parrocchia può dialogare con l'ente che in autunno darà una risposta circa la possibilità di finanziare l'opera. Santa Margherita Ligure celebra la sua patrona. Quest'anno i festeggiamenti hanno come filo conduttore il tema Disarmare le parole. Sabato 19 luglio alle 18:30 nella Basilica di Santa Margherita, al termine della celebrazione della messa presieduta da Don Valerio Traverso, ci sarà la solenne esposizione dell'immagine di Santa Margherita sull'arca argentea. Domenica alle 11:30 la messa sarà celebrata da Monsignor Claudio Giulio Dori, presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Monsignor Giulio Dori presiederà poi alle 21 la solenne processione per le vie di Santa Margherita Ligure, durante la quale ci sarà la sosta sul lungomare per la benedizione del mare con le reliquie di Santa Margherita. Sempre a Santa Margherita Ligure la parrocchia di San Siro ha celebrato il titolare ricordando una figura venerata nel quartiere che porta il suo nome. La messa del mattino è stata presieduta dal vescovo. Il credente non è colui che obbedisce a Dio salvando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, praticando un amore simile al suo. Lo ha ricordato il vescovo Gian Pio De Vasini celebrando la Santa Messa in occasione della festa patronale di San Siro a Santa Margherita Ligure, una figura venerata in diverse comunità di Genova e della Liguria di Levante e in particolar modo nel quartiere che porta il suo nome. Vescovo di Genova, nel IV secolo Siro favorì la comunione e si prese cura dei poveri soccorrendoli nelle necessità materiali e difendendoli dalla prepotenza dei potenti, vivendo di carità materiale e spirituale. Ecco, il prossimo è colui che decido di rendere prossimo avvicinandomi a lui, prendendomi cura di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Non basta aver capito. Adesso occorre fare. Una testimonianza, quella di Siro, che riassume nella fede vissuta quello che nutre la comunità, la parola di Dio e la speranza. Quest'anno la sottolineatura particolare, il dono alto e grande della speranza, e in modo particolare il momento della festa e il momento della famiglia, dove tutta la comunità cristiana si ritrova, ma dove anche si apre agli ospiti, agli amici, alle persone che
trascorrono qualche giorno di vacanza qui con noi, quindi il momento della festa è proprio un momento di comunità. Dopo la messa, la processione ha raggiunto la zona più alta del quartiere, da dove tradizionalmente la comunità in preghiera invoca la benedizione del suo patrono, un'invocazione che al termine delle celebrazioni religiose è stata sancita dallo spettacolo pirotecnico a cura del comitato Sparata di San Siro. Tanta la commozione della comunità per la giornata di festa, una comunità viva di quartiere, ricca di famiglie, accogliente e generosa, spinta dal desiderio di comunione e di cura dei più fragili. La comunità dice grazie ai tanti volontari che si spendono per la comunità, non soltanto nei giorni della festa ma durante tutto l'anno, e questo diventa motivo di gratitudine, motivo di affidamento e motivo per riprendere un cammino abitati dalla grazia di San Siro. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.